La stazione di Mestre è una stazione che si caratterizza per una alta operatività, passano svariate decine di migliaia di persone al giorno e quindi il personale è molto impegnato in tutte le ore della giornata per i controlli preventivi e anche per interventi in merito a delitti commessi. Anche per questo è importante che gli agenti siano messi nelle condizioni di poter lavorare al meglio e da oggi la Polfer di Mestre sarà dotata di nuovi uffici con strumentazioni all'avanguardia. Taglio del nastro alla presenza di forze dell'ordine e numerose autorità del territorio. Nel 2018 la sezione ha visto l'impiego di oltre 2000 pattuglie in stazione e 194 a bordo treno, assicurando il controllo all'interno delle stazioni e sui convogli con un'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità in ambito ferroviario. Sono state identificate oltre 10.000 persone, tratte in arresto e denunciate 162. 70 le sanzioni amministrative elevate per violazioni al regolamento di polizia ferroviaria a seguito della rilevazione di comportamenti pericolosi o vietati in ambito ferroviario. L'impegno è di continuare a fare di più anche con le risorse che oggi abbiamo, sapendo che nel tempo gli organici verranno adeguati. È chiaro che occorre tempo perché dobbiamo fare i concorsi, dobbiamo assumere, dobbiamo fare i corsi di formazione. Già oggi la ferroviaria però supplisce a una scarsità di risorse umane con un fortissimo potenziale tecnologico. Sgalla sottolinea come le stazioni siano percepite luoghi poco sicuri, ma dati alla mano, dice, risultano tra i meno pericolosi. È un processo lungo, ma oggi le stazioni non sono sicuramente un aggregato criminale, anzi sono un aggregato sociale, proprio per questo hanno bisogno di essere vigilate, di farle percepire dal cittadino sicuri, quindi non solo esserlo sul piano oggettivo, ma farle percepire sicure.